Io innanzitutto dico che il popolo è sovrano, San Polo e Ormella hanno deciso per il no, punto. A me basta aver dato l'opportunità a queste comunità di poter esprimersi. Non vorrei mai che nei libri di storia ci fosse scritto un giorno che non avevamo avuto l'opportunità. Ci sono altre realtà, penso ai 6 comuni del Polesine, penso a Villorba Povegliano, a Longarone e Castellavazzo, sono tutti altri referendum che andranno esperiti, che si faranno e poi saranno i cittadini a decidere. Abbiamo però capito una cosa, che il vero scoglio non è quello dell'amministrazione, dell'avere i vigili in comune, di avere un ufficio anagrafe in comune, ma è quello identitario. Giustamente i cittadini difendono anche l'identità e allora vanno rispettati fino in fondo, sapendo che dalle fusioni si possono magari portare a casa dei vantaggi che si raccolgono da qui ai prossimi anni. Un esempio per tutti, perché altrimenti parliamo di aria fritta: gli uffici tecnici, quando un comune è molto piccolo non è in grado di affrontare il tema dell'ufficio tecnico in maniera tonica e spesso chiedono aiuto ad altre realtà. Mettere assieme gli uffici tecnici, ad esempio, può aiutare a questo. Non vuoi fare la fusione, vuoi fare le collaborazioni, le convenzioni, poi saranno i sindaci a decidere.